Ristrutturare e risparmiare, questo è il titolo dell'evento organizzato dalla Confartigianato Città Metropolitana di Venezia per presentare la conclusione di un percorso durato 2 anni dove la categoria dell'edilizia, insieme all'associazione degli amministratori, insieme ai periti, insieme agli ingegneri, insieme agli architetti, insieme ai geometri, hanno realizzato e dimostrato che è possibile riqualificare i condomini che ormai sono vecchi in tutto il territorio, in particolare nel territorio veneziano, e possono essere ristrutturati grazie alle agevolazioni, grazie a una collaborazione da parte di tutti. L'evento si è tenuto alla Venezia Heritage Tower, una dimostrazione concreta di che cosa vuol dire una struttura vecchia, riqualificata e riportata a nuovo splendore con usi nuovi e diversi. Siamo con Sira Martin, presidente di Portogruaro, del Confartigianato Portogruaro, ma soprattutto responsabile di questo progetto Costruire Veneto, un progetto che parte da 2 anni fa con un protocollo d'intesa e oggi arriva alla sua fase conclusiva. Sì, è partito come hai detto tu 2 anni fa, è stato un percorso articolato e abbastanza lungo. Ecco, l'unico auspicio è che non sia la conclusione del progetto, ma sia l'inizio di un lavorare veramente in maniera concertata, in maniera di creare business, in modo di creare sviluppo e in favore di questa edilizia che deve essere assolutamente sostenibile. Ormai il tema ambiente è un tema quotidiano, un tema affrontato da tutte le organizzazioni, dei professionisti, delle organizzazioni degli imprenditori e soprattutto dall'opinione pubblica. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente artefici come mondo dell'artigianato, come mondo di Confartigianato e addirittura essere alla guida del carro. È fondamentale essere i primi, essere quelli che sostengono questo cambiamento culturale dal punto di vista ambientale. Lo vuole l'opinione pubblica e noi dobbiamo secondarla. È un progetto che ha visto 32 imprese coinvolte anche in un percorso formativo, ma soprattutto poi avete trovato 4 casi che avete realizzato, diciamo così, sulla carta, nel senso che avete dimostrato che si può ristrutturare anche un condominio. Certamente, diciamo la bellezza di questo progetto è proprio stata l'idea di mettersi assieme professionisti, imprese e amministratori di condominio, chiedendo agli amministratori di condominio di individuare, diciamo così, degli edifici tipo nelle 4 aree in cui abbiamo diviso il nostro territorio e poi i professionisti in maniera professionale, scusatemi il gioco di parole, hanno intervistato gli abitanti di questi condomini capendone le esigenze e si sono messi a curare, diciamo così, il malato, senza avere, diciamo così, qualcuno che suggeriva, ma lasciando a loro, che è il loro compito, fare il loro mestiere. Dopodiché intervengono solo in quel momento, devono intervenire le imprese del mondo dell'artigianato e diciamo così, applicare la cura. Possiamo proprio, se vogliamo, quasi fare una similitudine proprio col malato e col medico. Molte volte le cose vengono fatte a rovescio e non funzionano mai. Non si può andare in farmacia a prendersi l'antibiotico, non si può ristrutturare un condominio senza avere l'apporto prima di tutto dei professionisti. Questo è il percorso che abbiamo voluto intendere e questo è il percorso che vogliamo continuare. Questo è un progetto che è nato 2 anni fa, ha coinvolto non solo i nostri artigiani della filiera casa, ma anche tutti gli ordini professionali. Dove punta questo progetto? Punta appositamente a rigenerare tutti quegli edifici che nella provincia di Venezia in particolare sono centinaia di migliaia e che hanno bisogno di tutelare questo grande patrimonio. Negli anni 60, 70 e 80, dove questo patrimonio è stato costruito e che quindi i risparmi delle famiglie ha fatto volare l'economia del paese e quindi ha creato questo grande patrimonio su un'area vastissima, oggi ha bisogno di essere rigenerato. Rigenerato in che modo? Perché comunque la questione anche ambientale oggi, la questione dell'ambiente ci costringe a rivedere i nostri parametri, ma tutelare in particolare questo patrimonio che deve ritornare a essere come fu costruito, ma certamente con una tecnologia migliore e più all'avanguardia. Per fare questo c'è bisogno che il governo non solo venga in aiuto alle famiglie e alle imprese, in particolare ai proprietari delle abitazioni, visto che in Italia la maggior parte degli appartamenti sono di proprietà. La popolazione sta invecchiando
e ha bisogno di avere uno stimolo, un incentivo maggiore perché questi risparmi vengano riportati un'altra volta sul territorio. Attraverso cosa? Quello che è stato fatto con le imprese. Nel momento in cui l'impresa aveva necessità di riqualificare, di incentivare i propri investimenti, lo Stato è intervenuto con degli incentivi importanti come il superammortamento del 140%, sarebbe anche opportuno che anche a favore diciamo così, delle famiglie, ma non solo dei proprietari degli immobili, venisse dato questo tipo di incentivo. Quindi va oltre il 55%, ma va sul 140%. Perché? Perché questo farebbe ritornare tutti quei risparmi che oggi ci sono all'interno delle famiglie, ma nello stesso tempo acquisterebbe farebbe in modo che il patrimonio sul territorio verrebbe rinnovato e anche darebbe una risposta sia sull'impatto ambientale e sia su un processo di sviluppo sul territorio, perché farebbe da volano non solo alla filiera casa, ma anche tutto ciò che questo comporta. Quanto difficile è far capire ai condomini che una ristrutturazione edilizia ha dei grandi vantaggi? Diciamo che i condomini a volte sono loro stessi che richiedono di parlare della ristrutturazione, perché attraverso i giornali, attraverso le informazioni, le televisioni sentono di questi bonus, non ultimo quello che è stato proposto del 90% per la riqualificazione delle facciate. Compito dell'amministratore è spiegare bene come questi bonus si possono poi applicare alla vita di tutti i giorni e quali sono le tipologie di interventi che hanno determinati sgravi, determinati rientri e ritorni a livello economico, ma soprattutto la funzione dell'amministratore deve essere anche quella di far capire che non è una spesa, ma è un investimento per una riqualificazione dell'edificio e un minor costo di esercizio poi delle singole abitazioni, quindi un minor costo nel tempo delle spese condominiali. E invece il ruolo di una task force che vede appunto gli artigiani, ma insieme a tutti gli ordini, architetti, ingegneri, insieme a voi, questo facilita il vostro compito? Assolutamente, perché noi non possiamo essere onniscienti, abbiamo la necessità di confrontarci con i professionisti, cosa che già facciamo tutti i giorni, però un gruppo di professionisti quali appunto ingegneri, architetti, periti e geometri ci aiuta e ci ha aiutato in questo progetto nella fattispecie a capire anche quali sono le idee da poter proporre ai condomini, perché è una cosa necessaria andare in assemblea e alla domanda avere una risposta il più precisa o comunque il più completa possibile. Voi avete però un grande ruolo, anche quello di animare in qualche modo queste scelte, perché in realtà siccome si tratta appunto sempre di denaro da spendere, spesso la gente non ci pensa o comunque fa finta di niente. Certo, fa parte del nostro ruolo fare anche delle proposte e attraverso appunto questi progetti che la nostra associazione fa aiuta gli amministratori a andare con delle proposte concrete. Ripeto, va spiegato un po' il beneficio, perché per il condomino, per il cittadino sembra di voler fare una spesa. In realtà anche a conti fatti, vedendo i progetti che sono stati fatti oggi, nell'arco di qualche anno la spesa rientra e di conseguenza diventa esclusivamente un'economia. L'iniziativa è stata una bellissima iniziativa perché comunque ha permesso innanzitutto di riuscire a interagire anche con altri colleghi, quindi comunque specializzati ognuno per il proprio settore, e quindi riuscire a creare una sinergia per trovare una soluzione di riqualificazione. Le difficoltà, per fortuna abbiamo avuto un condominio appunto con i proprietari disponibili comunque ad accedere all'interno delle proprie proprietà, quindi ci hanno permesso di fare un'analisi con la termocamera. Difficoltà grosse non ce ne sono state, è un edificio che aveva proprio tutte le caratteristiche per poter poi permettere questa proposta di riqualificazione. È un edificio degli anni 60 per cui ci sono sia problemi appunto di isolamenti che anche a livello strutturale, quindi comunque abbiamo dovuto affrontare tutte le problematiche. È molto interessante. Le agevolazioni, che sono veramente importanti adesso, abbinate a un progetto
a 360 gradi che dà una specie di pacchetto già completo al condomino, per voi agevola il fatto che tutti poi i condomini aderiscano all'iniziativa, perché chiaramente bisogna comunque spendere. Certo, infatti è qua un po' il lavoro che dovranno fare anche gli amministratori di condominio, cioè devono alle riunioni delle assemblee condominiali far capire ai proprietari sì che vanno incontro a delle spese, ma sono spese che poi riqualificano l'immobile, dopo lo si vedrà nel dettaglio, ma il valore aggiunto che acquisisce l'immobile o comunque gli appartamenti ha un incremento di valore che va dal 25 al 35%, per cui è un valore immediato, cioè tu fai l'intervento, tu hai già l'appartamento che vale di più. Teresa Tasinato, amministratrice di Mira. Lei ha collaborato a questo progetto e ha in qualche modo convinto i condomini di un condominio a dire come la pensano e come avrebbero voluto casa loro. Certo, è stata fatta un'indagine con i condomini e alla fine di questa indagine hanno espresso il loro desiderio di riqualificare il loro immobile, ovviamente, e ci hanno dato delle direttive su come muoverci. E su questo abbiamo lavorato poi. È sempre difficile far spendere dei soldi a qualcuno, ma questa è opera dell'amministratore nel convincerli che se spendono ora avranno un beneficio nel tempo. Luderin Maria Cristina di Portogruaro, amministratrice. Lei ha partecipato a questo progetto coinvolgendo i condomini di un suo condominio amministrato. La sensazione che lei ha è che sta aumentando il desiderio dei condomini a mettersi d'accordo per fare delle ristrutturazioni di questo tipo, o c'è sempre qualche elemento che tira indietro e quindi diventa complicato? Ma allora il momento è un momento difficile, i condomini sentono la necessità di conservare, di rafforzare il loro patrimonio, sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive a livello economico per alcune realtà. Oggi ne vediamo una particolare, un condominio ex Sater, però l'incentivo e forse anche il ruolo dell'amministratore è proprio quello di essere vicini al proprio condomine, cercando di fargli capire e fargli riflettere sull'analisi costi e benefici. Quindi una casa che ha un aspetto estetico migliore è una casa dove si vive bene, una casa dove c'è un risparmio energetico, una casa dove potrai risparmiare anche dei soldini. È sicuramente un progetto importante, un progetto che non è di fantasia, ma con questo gruppo di lavoro e con quello che noi finora abbiamo visto, coesi su un progetto, noi riusciremo a portare una riqualificazione di un territorio, che è una cosa importantissima, che dà valore aggiunto non soltanto al condomine proprietario ma anche alla città, al luogo in cui si vive, e quindi potrà essere sinergico, potrà essere sicuramente di grande impatto e di modifica di un futuro che, per quanto mi riguarda, è il futuro dove io voglio far crescere i miei figli. Sicuramente un impegno importante, ma è un impegno che è dimostrazione di professionalità da parte di tutti gli interlocutori che hanno partecipato a un progetto, e sicuramente di grande speranza. Perché i nostri cittadini e i nostri condomini vogliono qualcosa di più anche da noi, quindi una misura di professionalità ma anche di lungimiranza, e io credo sempre che l'immortalità è su quello che crei, non su quello che pensi.